Presidente, è un piacere averla qui, adesso questo fantastico Festival internazionale della geopolitica è molto interessante. Abbiamo avuto ieri anche Brugnaro ed a questo punto vorremmo capire come mai questo festival qua a Venezia, in Veneto, che sta diventando un punto di riferimento essenzialmente per l'Europa e per tutti noi, con una crescita eccezionale grazie anche al vostro lavoro. Perché il Veneto è come disegnare, come quando i babilonesi disegnavano la mappa del mondo, non conoscevano il mondo, però sapevano una cosa, disegnavano una specie di mappa e al centro c'era sempre Babilonia. Il Veneto è come Babilonia, siamo sempre centrali. Vuol dire che le grandi iniziative, in virtù dello standing che il Veneto ha acquisito in questi anni e della reputation internazionale, ci permettono di candidarci, diciamo, a grandi eventi, pensi alle Olimpiadi, pensi ai grandi contest internazionali, ma anche di poter porre la questione su molti temi, tipo oggi con questa serie, diciamo, di incontri che ci saranno qui in Veneto. Ci sono prospettive nuove di crescita per il Veneto, visto che voi siete riusciti a crescere in un periodo storico di grandissima difficoltà. Quali sono gli strumenti che mettete in campo a disposizione per le aziende? Ma gli imprenditori sono eccezionali, pionieri, c'è la positività, ce l'hanno nel sangue, se gli facessero il prelievo del sangue trovano sicuramente un gene della positività. E più 4,2% di PIL, media nazionale più 3,8%, cresciamo ancora, aziende che hanno avuto un modello di sviluppo non fordista ma della piccola e media impresa, quindi molto flessibili sul mercato, e soprattutto aziende che non hanno prevalentemente un mercato domestico, cioè le nostre aziende sono internazionalizzate. Questo ci permette anche di distribuire molto di più il rischio a livello internazionale. Direi che prospettive ce ne sono ancora, anche perché noi anche nella manifattura abbiamo sempre una manifattura di qualità, quindi veniamo sempre prima degli altri, quindi siamo competitivi sui prezzi ma siamo super competitivi sulla qualità. Presidente, una pura curiosità, Treviso Vicenza è al voto e tanti comuni in Veneto che sono tutti quanti schierati perché questo omaggio è molto importante. Certo. Due parole sull'argomento? Andate a votare. Benissimo. Presidente, è stato un piacere.